Una sala bianca al completo ha ospitato l'evento Le miniere nella memoria, organizzato dall'ABM in collaborazione con i circoli regionali dell'Abruzzo, della Sardegna, della Sicilia e dei Toscani. Giovedì 25 ottobre il protagonista è stato il mondo della miniera, visto da 5 diversi punti di vista. Il consigliere comunale Simonetta Buttignon, oltre a portare i saluti dell'assessore Claudia Alpago Novello, ha espresso il suo ringraziamento per quanto l'associazione Bellunesi nel mondo svolge da oltre 45 anni, ininterrottamente, per il territorio bellunese e in tutto il mondo con le proprie famiglie. Inoltre ha voluto sottolineare come sia importante fare squadra soprattutto in questi momenti di difficoltà e l'iniziativa in corso ne è una prova evidente. La parola è poi passata al presidente ABM Oscar De Bona, che ha ringraziato i circoli regionali per la preziosa collaborazione prestata per questo evento, una continuità data dalla prima iniziativa realizzata l'anno scorso per il 150° dell'Unità d'Italia. La manifestazione provvedeva all'intervento di 5 relatori rappresentanti delle diverse regioni presenti in provincia di Belluno e che hanno un ruolo primario nel settore minerario. Dino Bridda, oltre a condurre l'evento, ha relazionato con interessanti immagini e documenti la realtà della provincia di Belluno nel corso dei secoli. Gli è succeduto per l'Abruzzo Francesco Piero Franchi con una presentazione accademica sull'importante ruolo dei lavoratori abruzzesi nel settore minerario. Pietro Urpi, in rappresentanza della Sardegna, ha portato tematiche attuali che riguardavano i minatori sardi. Toccanti le poesie lette da Anna Elisa Leopardi ed Arcangelo Curti, unite a un documentario che con immagini dirette ha ben rappresentato la realtà mineraria siciliana. Per ultimo, Enrico Gasperi ha relazionato sulle attività minerarie della sua terra, la Toscana, in particolar modo sui soffioni boraciferi di Larderello.